Buongiorno a tutti, sono Alessandro Maso, titolare della pizzeria Trattoria Farsora in Spinea. Oggi, che è il giorno del 1° maggio dei lavoratori, è il nostro giorno di protesta, perché ormai non stiamo lavorando da quasi un mese, da quasi 2 mesi, ne avremo per un altro mese. Quindi simbolicamente consegno le mie chiavi al sindaco di Spinea. Come pasticceria Mannarini e come il 1° maggio, io oggi do le chiavi al sindaco di Spinea, perché così non possiamo più lavorare. Salve, mi chiamo Schirilò, sono il titolare del Restauro di San Marco di Spinea. Questo gesto simbolico di consegnare le chiavi è per ringraziare il governo della sua dedizione nei nostri confronti e per darci molta attenzione. Grazie. Ciao, sono Elisabetta Soranzo, titolare del Pinguino Blu, gelateria e caffetteria a Spinea. Queste sono le chiavi. Siamo stanchi e siamo oggi 1° maggio, festa dei lavoratori e festa comunque di tutti. Consegniamo le chiavi al sindaco, in quanto in questo modo non si può lavorare, non si può andare avanti, non siamo tutelati, non c'è futuro per noi e non c'è futuro neanche per i nostri dipendenti. Ciao, mi chiamo Stefano Sorato, sono socio titolare di Sorato Parrucchieri. Siamo qui a festeggiare il 1° maggio, festa dei lavoratori, noi che non possiamo lavorare. Simbolicamente consegniamo le chiavi al sindaco, quale protesta per poter far sì che si ritorni al lavoro, perché ormai non ce la facciamo più. Mi auguro che vengano prese le decisioni dal governo in maniera che tutti possano lavorare, perché non vedo perché in un pullman di 20 metri possano starci 15 persone, mentre in un salone di 100 metri quadri non possono entrare 2 o 3 persone. Grazie mille. Buongiorno, sono Scaggiante Massimiliano, titolare dell'Ottica Scaggiante di Spinea. Ecco, oggi è il 1° maggio e anche per protesta consegniamo le chiavi al sindaco, perché non si può più aspettare. Le aziende sono in difficoltà, per cortesia ripristiniamo il tutto e andiamo avanti come si deve. Grazie. Ciao, sono Marco Tommasini, gestore del Caffè Cotton qui alle mie spalle a Spinea. Siamo qui in segno di protesta per consegnare nuovamente le chiavi dei locali al sindaco, alla città, perché possa pontificare per noi, per poterci permettere di riaprire. Oggi è il 1° maggio, festa dei lavoratori, ma non possiamo lavorare nonostante avremo tutto in regola per poterlo fare.